Bisogna creare luoghi per fermare la nostra fretta ed aspettare l'anima. Tonino Guerra. Buongiorno a tutti. Eccoci ancora per un'altra chiacchierata, per conoscere un altro massaggio e scoprire i benefici attraverso la storia, perché è bello sentire le curiosità e capire le motivazioni per arrivare a comprendere e parlare appunto dell'efficacia dei massaggi. Quello che vi voglio presentare oggi è relativamente recente, ma considerato, nonostante la sua giovinezza, il principe, il re dei massaggi, perché ha una natura sostanzialmente olistica. Anche se pare che tragga le sue origini dai massaggi orientali antistress, in realtà questo massaggio va al di là del concetto di relax e di benessere di un semplice massaggio antistress. È un massaggio che, oltre ad avere un effetto benefico sul corpo, esercita lo stesso effetto anche sulla mente, quindi considera la totalità della persona e quindi l'unione del corpo, della mente come un'unica entità. Per questo è definito anche massaggio rilassante psicosomatico, massaggio sensitivo, addirittura massaggio anatomico. Direi pertanto che è il re dei massaggi olistici, o quantomeno il re di una dinastia moderna, però cerchiamo di capirne di più. A dire il vero ci sono due scuole di pensiero relativamente all'origine di questo massaggio. Una lo vede nascere negli anni 70 e svilupparsi poi intorno agli anni 80, etichettando questo massaggio come una tecnica New Age. All'epoca c'era questa filosofia della liberazione sessuale, della liberazione del corpo, dell'espressione a livello fisico e dei sentimenti, quindi della libera espressione dei propri sentimenti. E alla luce di questo, del pensiero New Age, nascevano diversi tipi di terapie, molte volte erano di gruppo, e predicavano appunto la riconquista della propria intimità e quindi comunque un ritrovamento globale tra il corpo e l'anima e la psiche, quindi insomma addirittura di questo massaggio suggerivano che dovesse essere fatto, cioè il destinatario del massaggio dovesse spogliarsi, essere nudo completamente. In realtà secondo me era anche una questione di comodità a livello del massaggio, poi scopriremo il perché, e comunque addirittura qualcuno lo proponeva proprio come massaggio di gruppo. Poi si è praticamente una sorta di massaggio hippie, diciamo, un massaggio figlio dei fiori, perché quella era l'epoca. Poi è sorta un'altra, diciamo, motivazione alla definizione di questo massaggio come un massaggio terapeutico, perché in realtà pare che aiutasse a livello di psicoterapia, perché ci sono delle manovre che ricordano, e comunque il massaggio è molto avvolgente, quindi ricorda l'abbraccio materno e sembra che venisse usato per risvegliare dei ricordi infantili e quindi far ritrovare alla persona un senso di protezione che magari aveva perso. Comunque il dato di fatto è che questo massaggio nasce in California, si chiama californiano, è vicino a San Francisco e su questo non ci sono dubbi. L'altra versione è che questo massaggio, che è nato appunto negli anni 60, alla fine degli anni 60 a Big Sur in California, dove operavano molti geniali ideatori di terapie umanistiche come Roger, Maslow, Lowen, Peirce e molti altri. E
Quello era un momento particolare perché era un periodo segnato in modo incisivo sia per la storia dell'umanità, soprattutto per la storia americana, perché era il momento storico della guerra del Vietnam e quindi erano necessari interventi di tutti i tipi, cioè le persone avevano una sorta di bisogni i più svariati, per cui avevano bisogno di psicoterapia, avevano bisogno di ritrovare la protezione, la sicurezza in se stesso, la fiducia, avevano bisogno di ritrovare l'amore. E comunque questi eventi che avevano appunto segnato, questo periodo caratteristico hanno influenzato le leggende, diciamo tra virgolette, che avvolgono questo massaggio, e che ne fanno che fanno di questo massaggio un massaggio particolare e particolarmente olistico. In realtà le persone coinvolte non erano soltanto quelli che andavano in guerra, ma erano tutti coinvolti, perché i familiari che perdevano il loro congiunto o gli amici, comunque era un periodo di eccitazione, di devastazione, anche di rassegnazione, perché a un certo punto prima qualcuno era molto entusiasta, cioè poi a un certo punto c'è stato un domandarsi il senso di tutta questa storia, anche perché è stata una cosa che è durata tantissimo. Ora, questa è la versione che io ho sempre conosciuto, cioè che il massaggio californiano è nato per i reduci del Vietnam, perché tornando dalla guerra queste persone avevano bisogno di un massaggio che fosse il massimo del rilassamento e che gli facesse prendere coscienza del proprio corpo, perché molte volte erano mutilati, perché molte volte erano senza arti e quindi dovevano prendere coscienza del proprio corpo che era cambiato e molte volte erano schizzati, cioè non ci stavano con la testa, avevano dei problemi grandissimi proprio a livello anche, non so, di sonno, di sogni, erano disturbati, ma molto disturbati, non era colpa loro, però dovevano ritrovare una serie di valori che erano andati perduti, perché avevano assistito, partecipato e visto cose che cambiano profondamente la persona. Quindi dovevano riuscire a metabolizzare il fatto di non essere più come prima, ma sia fisicamente che interiormente. E quindi dovevano ritrovare l'armonia del proprio corpo e anche della propria anima. E soprattutto avevano un grande bisogno di sentirsi amati in quella situazione. Per questo motivo il massaggio di cui stiamo parlando è molto, molto particolare. È un massaggio di contatto. È prevista addirittura una manovra che si chiama abbraccio, perché proprio c'è bisogno di trasmettere una determinata serie di informazioni e di situazioni e di emozioni. Come ogni massaggio è caratterizzato da una particolarità unica. Allora, come l'Omi Lomi, l'hawaiano, è caratterizzato dal fatto che viene fatto e viene eseguito con gli avambracci ed è un massaggio che ricorda la danza della hula, e nasce da un rito sciamanico, quindi ha una sua particolarità. L'indonesiano, il Samalai, è un massaggio caratterizzato dalla numerologia, dalle manovre geometriche, dalla ripetizione, dalla ripetitività di queste manovre, dalla lentezza e quasi ipnotica di queste manovre che si ripetono e che sono appunto, sono studiate, hanno determinate forme e vengono eseguite un determinato numero di volte, non è casuale, anche quella è una particolarità di quel massaggio. Questo massaggio come particolarità ha una sequenza di carezze
di carezze particolari, perché dunque è lento, è dolcissimo ed è avvolgente ed è fatto di carezze ora decise, ora sfiorate, ehm, modella il corpo con le mani, alterna movimenti fluidi e leggeri a movimenti profondi, a pressioni sui muscoli, a dolci stiramenti. Le mani del massaggiatore scivolano con l'olio sulla pelle e dopo una sequenza di particolari movimenti, di queste particolari carezze, di queste particolari tecniche emozionali, a un certo punto il massaggio procede in maniera libera perché e questa è una tecnica studiata appositamente per evitare la prevedibilità, cioè per evitare che la persona si concentri sull'aspettativa di quello che arriverà, della manovra che arriverà, e che quindi tenga legata la persona al controllo e non gli permetta di abbandonarsi invece alle emozioni. Perché? Perché è importante ascoltare il massaggio, è importante ascoltare, perché il massaggio ci dice qualcosa, ci parla, il massaggio ci trasmette delle emozioni e noi imparando ad ascoltarlo, facendo attenzione, riusciamo a perderci, riusciamo a capire e a conoscere il nostro corpo e a conoscere dei muscoli che avevamo dimenticato, delle parti che avevamo dimenticato, delle sensazioni che avevamo dimenticato. Quindi questo massaggio ha la particolarità, dicono, che stimoli l'autoguarigione. Perché? Perché la mente viene distratta dai pensieri, quindi la persona ha la possibilità, sposta l'attenzione sul corpo e ha la possibilità di dimenticarsi e di ridimensionare poi successivamente e di riequilibrare tutti i suoi problemi e quindi l'ansia, lo stress vanno scemando e questo massaggio aiuta nei casi di insonnia, aiuta nei casi di stress, perché il corpo a livello istintivo reagisce a queste manovre e quindi ha uno straordinario effetto benefico sulle emozioni. E la cosa bella di questo massaggio è che i benefici dopo rimangono perché anche se il nostro atteggiamento cambiano anche i rapporti, per cui anche gli altri ne hanno beneficio, perché noi risultiamo meno stressati, risultiamo più rilassati, abbiamo una nuova coscienza. Quindi questo massaggio aiuta a livello mentale, a livello di anima, a livello emozionale, a riequilibrare, a riscoprire delle emozioni e un senso di benessere che avevamo probabilmente dimenticato e ci aiuta a prendere coscienza del nostro corpo, di ogni singola parte del nostro corpo, ma il tutto nell'insieme. Quindi ci insegna ad ascoltarci ed è una cosa importantissima, questo è importantissimo per qualsiasi massaggio, ma questo massaggio ci aiuta a fare questo, perché ci porta a dimenticarci di tutto il resto e a vivere il massaggio completamente. Allora, siccome c'è questo rilassamento profondo, questo massaggio è indicato appunto in situazioni di insonnia, di stress e sembra che appunto abbia giovato anche negli attacchi di panico e praticamente aiuta ad elaborare, diciamo, e ad accettare le nostre problematiche e il nostro essere. Quindi favorisce il rilassamento, per cui perché non usarlo appunto in casi anche abbastanza gravi, di stress abbastanza forte. Allora, c'è chi dice che appunto questo massaggio ridoni poi autostima e aiuti le persone a valorizzarsi.
Comunque, indubbiamente poi favorisce comunque la circolazione dell'energia e per questo il titolo di Re dei massaggi è pienamente meritato. Io mi fermo qui, vi ricordo anche per tutto il mese di aprile che c'è la promozione, continua la promozione per quello che riguarda l'uomo, per cui 45 euro un massaggio rilassante invece che 60 per un'ora e mezzo di benessere e 30 euro al posto di 40 il massaggio alla schiena, se il massaggio è indirizzato all'uomo, quindi se dovete fare un regalo a un uomo o se volete regalarmi un massaggio, approfittatene per tutto il mese di aprile. Poi la novità è che io riceverò anche a Treviso, non solo più a Conegliano, e comunque telefonatemi per un appuntamento, per ogni informazione al numero 349 190 6880, ma anche al 345 812 0427 e andate a vedervi la rubrica del benessere digitando www.venetoglobe.com dove troverete anche le puntate pregresse che sono state già trasmesse e che magari vi siete persi. Vi abbraccio a tutti e vi aspetto la prossima settimana. Ciao da Fatima.